Mister Maurizio Semenzato al termine del quarto di finale vinto dalla Under 23 femminile del Veneto 2-0 contro la Campania. Mister, molta sofferenza nel primo tempo, 2 pali per le avversarie, poi nella ripresa siete uscite, trovato il gol del vantaggio, insomma vi siete un po' sciolti i muscoli e da lì avete legittimato il vantaggio, direi anche con un'ottima prova del reparto difensivo. Certo, ha fatto un'analisi perfetta della partita. Il primo tempo siamo stati un po' timorosi, loro hanno un tipo di calcio palla lunga e pedalare, come si suol dire, hanno preso questi 2 pali, non eravamo tanto pronti noi a giocare con questo tipo di squadre. Nel secondo tempo abbiamo fatto dei cambi e dunque abbiamo preso in mano le redini del gioco e giocando anche con la palla a terra siamo venuti fuori e la vittoria è strameritata. Gaia Spollero al termine del quarto di finale vinto dall'Under 23 femminile del Veneto 2-0 contro la Campania. Gaia, primo tempo di grande sofferenza contro la Campania, poi l'avete sbloccata nella ripresa e da lì anche insomma grazie alla forza dei difensori avete mantenuto il risultato. Che partita è stata? Il primo tempo è stata un po' difficile, ma poi nel secondo ci siamo riprese e abbiamo tirato fuori la grinta, infatti si è visto che i gol sono arrivati finalmente e ce lo siamo meritate e adesso andremo avanti e vedremo come andrà.